Benvenuti a tutti, siamo oggi, diciamo che a che ore siamo, che il 16 di ottobre, e facciamo un po' di ripasso sulla questione del referendum. Il 22 ottobre è vicino, quindi abbiamo qui tre esponenti: l'esponente del sì a prescindere, motivato, non a prescindere. Vabbè, ma devo accentuare un po', se non facciamo un po' di casino, che talk show è questo qua? La sua vera direttore. Allora, Roberto Ciampetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, da cui partito nasce la proposta di questo referendum. No, non è poi lei mi correggerà, io so già che mi sì. correggerà, no? Poi so quello che mi diranno, non è che lo so. Poi Otello Dalla Rosa, presidente di Innova, che è candidato alle primarie del centro-sinistra. Su questo centro-sinistra abbiamo un po' da ridire, comunque non usciamo fuori tema. Il primario del centro-sinistra a Vicenza, che è un esponente del sì con delle precisazioni e delle richieste, delle puntualizzazioni, vediamo se è aggiuntivo, se collimanti con quelle di Ciampetti. E poi c'è un giovane, Leonardo Nicolai, un appassionato di politica, che è portavoce dei Veneti per l'astensione. L'altra volta abbiamo sentito Stefano Poggi, abbiamo sentito anche Roberto Ciampetti, ascoltando le due posizioni. Coinvolgiamo anche Dalla Rosa, perché l'abbiamo sentito, ma era ospite quando l'ho sentito, quindi vorrei fare un po' il punto. Domande cerchiamo di farle dopo questa lunga premessa. Ci scusiamo anche delle condizioni in cui stiamo registrando, ma qualche volta i giovani non hanno tanta voglia di lavorare, però siamo autonomi e ci arrangiamo, diciamo, no? Ecco. Il discosto. Certi giovani. Ma magari lei diversamente giovane, quanti anni ha, scusa? 25. Siamo più belli di quello che oggi si è addormentato. I capelli bianchi in gamba. Roberto, cominciamo facciamo tre domande, vi prego di essere più rapidi di me, che sono stato già troppo lungo, ma questo era per spiegare un pochettino, per presentarvi. Però ecco, Roberto Ciampetti, facciamo tre giri partendo da uno diverso, quindi rispettiamo un minimo di par condicio. Roberto Ciampetti, il 22 di ottobre si va a votare per questo referendum per la maggiore autonomia, per l'autonomia del Veneto. In cosa consiste sinteticamente e perché lo avete indetto? Allora, intanto consiste nel chiedere all'interno della cornice costituzionale delle competenze che peraltro erano già previste dal 2001, cosa che non è mai stata attuata perché ci sono sempre state delle resistenze o delle situazioni che non hanno permesso al Veneto, come ad altre regioni d'Italia, di poter chiedere maggiore autonomia. Una cosa positiva di questo referendum è che si sta parlando in maniera appunto positiva delle regioni a livello nazionale, a livello di politica italiana, una cosa che non accadeva da un po' di tempo. Ricordiamoci che fino al 4 di dicembre, finché non è naufragata la modifica costituzionale proposta appunto dall'attuale maggioranza di governo, le regioni venivano definite come quasi centri di spesa e non invece quello che sono realtà che danno servizi e danno anche servizi di qualità. Tutte le cose che vengono gestite dalle regioni normalmente sono ai massimi livelli di classifica a livello europeo, a livello anche internazionale. La maggior parte delle cose gestite dallo Stato ci vede come appunto ranking a livello mondiale in posizioni che purtroppo ci fanno vergognare, dalla giustizia ad altre situazioni che non sempre appunto rispettano un livello di servizi europei. Quindi abbiamo voluto fare questo referendum per dare forza alla richiesta che il Veneto farà dal 23 di ottobre in poi, proprio perché abbiamo visto che altri tentativi che sono già avvenuti dal 2007 in poi non hanno avuto alcun tipo di ascolto. Quindi è una cosa che serve per chiedere l'autonomia dal basso, dai cittadini, col voto di milioni di cittadini che spingeranno sia il legislatore regionale ma soprattutto quello nazionale ad ascoltare cosa dicono e cosa vogliono i veneti. Io la ringrazio anche per la sua brevità in cui ha raccolto un pochettino le motivazioni. Seguiamo il giro del tavolo. Otello Dalla Rosa, il vostro è un sì, sia a partecipare al voto e poi anche a votare in favore di questo referendum. Dove sono i distinguo con la posizione del Presidente Ciampetti? Bah, allora parto dalla parte, come dire, più simile. Il mio è anche un ragionamento che, diciamo così, è molto lineare. E la domanda è: il Veneto, i veneti
meritano maggiore autonomia, hanno bisogno di maggiore autonomia oppure no? Allora, se la risposta è sì, e per me è sì, c'è uno step 2. Come si può raggiungere maggiore autonomia? Si può raggiungere in vari modi. C'è il modo emiliano, che ha iniziato una trattativa con il governo, e c'è il modo veneto. Forse anche il Veneto avrebbe potuto intavolare un ragionamento con il governo diverso, un approccio diverso, proporre di essere più concreto su che materie, in che modo, eccetera. Però la situazione di oggi è questa: una legge del 2014 con 5 quesiti referendari, 4 bocciati, 1 ammesso, una sentenza della Corte Costituzionale del 2015, l'indizione di un referendum, e un referendum al quale si deve dire o sì o no, o starsene a casa. L'autonomia per i veneti o il processo di avvicinamento all'autonomia per i veneti si rafforza se vince il sì, se vince il no o se vince l'astensione? Allora, chiaramente, secondo me, si vince il sì. Cioè il fatto di in qualche modo aver subito, e lo dico anche come centro-sinistra, un'iniziativa per 2 anni e arrivare tardi a confrontarsi su questo, obbliga, se qualcuno crede nell'autonomia, a dire di sì a questo referendum, perché è l'unico modo per rimettere in qualche modo in moto un meccanismo di riforme istituzionali che è inceppato da anni, per colpa della destra, della sinistra, del centro e anche degli italiani, a cui di solito non va quasi mai bene niente. Allora, questo meccanismo di individuazione di un percorso per raggiungere l'autonomia può essere discutibile, può assumere la forma di una sorta, che è la critica che viene mossa a Zaia, di una sorta di plebiscito sulla sua azione, eccetera, eccetera. Io dico, ragioniamo come interpreti dei veneti, lasciamo stare il politichese, lasciamo stare la politica, ragioniamo come interesse di un'intera regione. Io penso che il Veneto meriti maggiore autonomia, che il referendum, se avrà un sì forte, potrà dare più forza alla domanda di autonomia, ed è per questo che noi abbiamo pensato che sia utile e giusto esprimerci per il sì. Grazie anche a lei, per vedo che siete molto più bravi di me nel sintetizzare. Ecco, Leonardo, dopo 2 esperti come questi signori, a lei di dimostrare che i giovani hanno delle chance. Veneti per l'astensione, voi siete per non partecipare al voto, ma non siete contro l'autonomia, per di capire. Allora, sì, è chiaro l'intento per cui nasce questo comitato, promuovere l'astensione al referendum che ha indetto Zaia al Consiglio regionale. Riguardo alla questione dell'autonomia, ecco, noi pensiamo che l'autonomia sia una questione molto seria in realtà, anzi io lo dico sempre con una battuta, io sarei per un municipalismo spinto, perché penso che più la politica e i centri decisionali siano vicini al cittadino meglio sia. Però, detto questo, ci sono modi e modi di gestire la questione dell'autonomia. La nostra paura, la nostra convinzione è che questo referendum e tutti questi discorsi che stanno nascendo in questi giorni siano di fatto un gioco dei politici a spese dei cittadini sull'autonomia. E l'Emilia Romagna, che il dottor Della Rosa ha citato, per me ne è la conferma, perché io trovo oltremodo strumentale la via delle trattative da parte dell'Emilia Romagna per delegittimare evidentemente il voto veneto, e su questo penso non ci siano dubbi, però trovo alla stessa maniera molto sospetto il referendum veneto, perché la questione non è se i veneti meritano maggiore autonomia, che sicuramente hanno dimostrato più e più volte di meritarla, la questione è se chi sta dicendo il referendum per avere di fatto un maggior consenso popolare, non lo dico io questo, se lo merita questo consenso popolare. Ecco, la nostra opinione è che non se lo meriti questo consenso popolare, perché gli spazi di autonomia di cui già parzialmente godiamo sono stati usati secondo noi non in maniera buona. La Pedemontana è un esempio, il Mose, seppur nazionale, ha avuto come condannati Chisso e Galan, quindi anche qui un'inferenza politica ci deve essere stata regionale. Detto ciò, dall'altro lato, se vogliamo essere sinceri, il consenso politico deve essere guadagnato non col referendum, perché se lo facciamo allora secondo me dobbiamo fare referendum su ogni tema, ma il consenso politico si guadagna alle elezioni, e alle scorse elezioni quasi tutti i partiti avevano in programma le vie delle trattative, quindi il consenso popolare c'era.
Quindi io penso che questo referendum, e poi chiudo, sperando di essere stato abbastanza breve, sia un gioco politico di cui fa sì parlare delle regioni, e questo comunque è importante perché non è che adesso siamo qui a dire che tutto è male, però dall'altro lato alla stessa maniera svilisce secondo noi la democrazia. Perfetto, cambiamo un po' il giro, perché adesso partiamo dalla modello della Rosa. Allarghiamo un pochettino la visuale e poi torniamo qui, anzi facciamo una domanda però che... poi mi consentirà due Cioè, no, io direi nel giro di ognuno magari con la massima libertà. Ho detto che conviene non essere troppo lunghi, ma nel giro di ognuno, al di là di rispondere alla domanda specifica, si può puntualizzare, replicare, ma con la massima democrazia. Finché dura la batteria si può anche continuare, poi dobbiamo puntare a farci vedere pure. Ma sì, certamente. Allargo la visuale e poi la restringo subito. Faccio una zoomata, faccio un campo lungo sull'Austria, sulle elezioni di ieri, e poi faccio un campo corto su una notizia che ho letto ieri sul giornale locale e che oggi è stata ripresa. Campo lungo, l'Austria vince un centro più orientato a destra, uso ancora delle parole, ma tanto per quanto siano fuori moda danno un po' l'idea, no? Che ho letto oggi nei commenti che chi ha vinto le elezioni in Austria sta vincendo la post-ideologia, se ci inventiamo le parole, come Macron è un post-ideologo, come se la post-ideologia, ammesso che esistesse, non fosse un'altra ideologia a se stessa, ma comunque sia. In Austria ha prevalso un partito di centro con delle frange di destra spiccata, quindi con una forte spinta, diciamo, al nazionalismo. Quindi il responso dell'Austria, paese vicino, sembrerebbe far vincere di pancia o di testa, perché rispettiamo il voto di chi è andato a votare, chi pensa a una nazione intera, mentre in Italia si vuole, come da Costituzione peraltro, si vuole una maggiore presenza delle regioni nei momenti decisionali. Addirittura Nicolai accennava a tornare un po' ai comuni, no? L'epoca d'oro dei comuni, non so quando realizzabili, ma ho capito qual è lo spunto, la decentrazione. Ecco, tornando dicendo, poi restringendo lo zoom, è un problema collegato, non è così sconnesso, e rimaniamo a Vicenza, siamo qui a Vicenza ma anche in Veneto, ma grande scandalo a Vicenza quando qualche extracomunitario distribuisce droga a Campomarzo, poche righe quando si scopre una organizzazione che produce e distribuisce droga di alto costo e di alta qualità agli ambienti VIP. Allora c'è una parte, una spinta al nazionalismo in Austria, chiamiamolo così come forse mi sbaglio, è una prima analisi, e c'è nel bene una accentuazione degli aspetti negativi che ci sono comunque di un'immigrazione spesso irregolare, e senza andare magari alla fonte del problema, perché rimane il discorso che se la droga viene usata, che la usi un povero o un ricco, forse probabilmente la società dovrebbe interrogarsi su questa faccenda e porre rimedio sia la polizia sia i questori, ma perché si aumenta l'uso di droga. E poi questa spinta a chiudere un po' le frontiere, che si ispira nei suoi mezzi, in cui dargli all'untore, nel caso che sia un extracomunitario, se distribuisce hashish o quello che sia, mentre invece chi può permettersi canali più sofisticati di rifornimento, beh, insomma, vabbè, è un problema limitato. Ho allargato un po' il discorso, vi parliamo anche un po' di politica. Su due contraddizioni, è una contraddizione sempre. Sì, ci sono tanti aspetti, perché se vogliamo al nazionalismo, come ha definito lei, austriaco, si contrappone il secessionismo catalano, no? È indubbio che abbiamo un'Europa che è in subbuglio, un'Europa che è in subbuglio per tanti motivi. Usciamo da una crisi economica, una doppia crisi economica, 2008-2011, che è stata molto pesante. Grazie per questo usciamo, sono contento. Speriamo di uscire. Nel senso che certo. ce l'abbiamo dietro le spalle, un po' più chiaro davanti c'è rispetto a quei tempi recentissimi, tra l'altro, nel 2008-2011, che hanno generato profonda insicurezza, no? La prima grande insicurezza è un'insicurezza di carattere economico. Quando c'è questa insicurezza di base, tutte le altre insicurezze vengono amplificate. È indubbio che l'immigrazione genera insicurezza. Genera insicurezza perché magari in qualche caso sembra rubare il lavoro ai residenti, in qualche caso porta della criminalità. Ecco, l'insieme delle insicurezze genera reazioni diverse, comunque reazioni in qualche modo estreme.
reazioni estreme che vanno verso i nazionalismi in alcuni casi, che vanno verso nazionalismi più piccoli ma secessionisti in altri casi, comunque delle reazioni che sono delle reazioni che rispondono alla domanda di protezione, cioè tutto ciò che genera le paure poi in qualche modo chiede protezione e si mette sotto la coperta di chi offre più protezione. In questo senso allora io mi riallaccio al tema dell'autonomia, è quello che credo che ci differenzia anche un po' dal ragionamento leghista o alcune estremizzazioni del ragionamento leghista. Allora noi vediamo l'autonomia come uno strumento non per costruire delle piccole patrie, ma per spostare sovranità da un lato verso l'Europa, facendo dimagrire gli stati e dando a questi grandi temi internazionali delle risposte più ampie, più collegiali, e dall'altro spostando verso il basso, cioè verso i comuni, verso le grandi aree metropolitane, dove oggi nel mondo effettivamente si registrano i maggiori tassi di crescita e di sviluppo, dove è nelle aree urbane che si misura la maggiore, dove nascono le start-up più innovative, dove si crea nuova occupazione. Ecco, questo duplice trasferimento di poteri, di cui l'autonomia è uno degli aspetti, no? Perché io credo che se Venezia fa un ragionamento intelligente, questa autonomia la distribuisce verso il basso, non è che riproduca il meccanismo romano trasformandolo in veneziano, che poi sarebbe anche peggiorato da una vicinanza, tra virgolette, che si diventa lontananza peggiore, no? Perché non c'è niente di peggio di pensare di avere qualcosa di vicino e poi scoprirlo più lontano, no? Io credo che questo meccanismo di autonomia possa essere veramente un meccanismo di trasferimento di funzioni verso il basso nel vero spirito della Costituzione, dove si parla di sussidiarietà. Cioè quando si parla di sussidiarietà si dice deve fare le cose l'ente che è più vicino a dove c'è il problema, dove c'è il bisogno. Ecco, io credo che questo tipo di risposta sia una risposta razionale, una risposta riformista che passa attraverso queste fasi. Le altre risposte sono delle risposte che fanno parte di altri campi, di altre scelte politiche e di altri valori che non sono. Sì, ho voluto un po' allargare, restringere il campo, così diamo uno spunto magari nuovo, ma ripeto, anche la mia interpretazione è stata molto fatta con l'accetta, perché non si può ridurre il fenomeno austriaco a un maggior nazionalismo, né si può ridurre il problema della Catalogna in una semplice secessione, sono problemi molto più articolati, ma era per provocare un po' una risposta, come pure il discorso del diverso atteggiamento che abbiamo verso chi delinque se extracomunitario e rispetto a chi se delinque qualche nostro nativo siamo un po' più tolleranti qualche volta. Era questo il senso, credo che lei l'ha recepito. In questo giro cambiato per par condicio adesso toccherebbe a Leonardo. Quindi Presidente si conservi le risposte, ha il vantaggio di rispondere dopo. Era già pronto. Beh, ci mancherebbe, se non sarebbe un politico esperto. Prego. Immagino che la domanda sia la medesima. Sì, certo. Io penso questo riguardo agli squilibri che ci sono e che la crisi ha creato, ma seppur stiamo uscendo magari dalla crisi, io tendo a fidarmi su questo perché non sono un economista o altro e voglio fidarmi, però non posso non notare che la crisi abbia esacerbato quelli che sono gli squilibri economici, rendendo i ricchi più ricchi e i poveri più poveri, che magari adesso stanno uscendo tutti dalla crisi, però è un dato di fatto che ci sia gente che si sia arricchita e gente che di fatto si è impoverita, aumentando in maniera enorme le disuguaglianze. E quindi dopo è ovvio immaginare che le disuguaglianze portino a una richiesta, e sono d'accordissimo, di avere maggiore sicurezza. Qual è il problema? Che le maggiori sicurezze, e qua arriviamo anche al referendum, che è quello che crea, non si possono risolvere secondo me con maggiori squilibri ulteriori. Ecco, siamo tutti d'accordo, penso che in Italia c'è un problema di troppe leggi, di leggi ingessate, di passaggi anche costituzionali non corretti, come ad esempio le regioni a statuto speciale, che io penso siano ormai antistoriche. Però non si risolvono tutti questi problemi italiani creandone ulteriori. Se si verranno date maggiori, particolari, ulteriori forme di autonomia al Veneto, che comunque sono anche in una certa maniera auspicabili, però bisogna capire come queste siano auspicabili, è assurdo che vengano create leggi ad hoc per il Veneto, la Lombardia, l'Emilia e chi poi farà altre cose, quando il nostro obiettivo è togliere gli squilibri. Noi andiamo a togliere gli squilibri, ma andiamo a creare, oltre
alle regioni a statuto speciale, andiamo a creare quelle regioni con autonomia differenziata, quelle regioni ordinarie e poi chissà quanti ne altro, chissà quanti ne verranno ancora. Ecco, siccome tutti mi chiedono ma quali sono le vostre proposte, andate sempre contro. Ho una proposta semplicissima, proprio ce l'ho già. Quando sono un grande ci sia la soluzione, vediamo se siamo d'accordo. Anche se ambisco al sindacato, essere sindaco di Vicenza, te lo dico già. Fare una battaglia dicendo per cosa si fa una battaglia, penso che sia positiva, no? L'ipocrisia non è. No. Io la faccio subito, la mia proposta governativa per quando mi candiderò come Presidente del Consiglio. Molto semplice, una riforma costituzionale che non sia pasticciata come quella che è appena riuscita, con un casino di articoli modificati, cambiamone uno. Non ci sono più regioni a statuto speciale, se non sbaglio, è proprio il primo comma dell'articolo 116, se non sbaglio. Togliamolo, perché tutti mi dicono il Veneto non potrà mai avere autonomie senza referendum perché non abbiamo i numeri in Parlamento. È vero, se tutto il nord si coalizza e dice bene più autonomia al nord che lavora, il sud vota contro e non abbiamo i numeri in Parlamento, allora io immagino che le regioni a statuto speciale non abbiano il numero in Parlamento perché sono 5 su 20, quindi faccio un gioco matematico per dire se la cosa più facile... Non mi faccia le leggi elettorali in base a come sono i sondaggi, esatto. Perché la cosa stiamo vivendo questo dramma ultimamente. Se ci sono dei problemi, e ci sono dei problemi perché non sono qui a negarlo, si risolvono togliendo gli squilibri, non creandone ancora. Questo è il mio messaggio molto semplice. Questo quindi è un invito al lato Adige ad andarsi in Austria. Sì, no? sì. Scusa per dare una battuta un pochettino. Invita alla secessione. Poi vediamo se lato Adige può stare in Austria senza privilegi. Vediamo un po', non te lo in questo. Allora, tocca a Ciambetti che penso di argomenti ce ne abbia un bel po'. Sì, tornando al risultato austriaco, io l'ho seguito abbastanza da vicino, insomma, frequentando un po' l'Europa e parlando un po' con colleghi di varie sensibilità, di stazioni politiche diverse. Il risultato di ieri è il risultato di una popolazione che chiede un'etica e anche un pragmatismo di affrontare le cose diverso da quello che ha vissuto negli ultimi anni. Quindi lì si è ricercato nelle proposte politiche chi andava più al sodo rispetto a chi magari era stato un po' più chiacchierone anche nell'utilizzo del potere negli ultimi anni. Quindi è quello il risultato, secondo me, che ho letto ieri guardando le percentuali del voto austriaco. Che poi non sono clamorosi comunque, no? No. Ha vinto, ma insomma... Però lo spostamento rispetto sì, è significativo, è chiarissimo. Un apprezzamento a Nicolai quando ha definito appunto il modo emiliano una provocazione, un tentativo di fare cortina fumogena sul referendum del Veneto, anche perché se non ci fosse stato il referendum del Veneto nessuno avrebbe scritto a Roma e non a Bologna quella proposta, le dico anche che è stata scritta la seconda metà di luglio, gli direi anche in che ufficio di quale ministro è stato scritto, ma non ve lo dico dopo, ministro affari regionali, via del Tritone, Roma. Seconda metà di luglio, ed è stata poi mandata in Emilia e dire chiedete questo. Ecco, non è così che si fa autonomia, non è incaricando un proprio consigliere di fare un ricorso al TAR, peraltro per bloccare il referendum, peraltro vinto la regione, e poi premiarlo nominandolo giudice della Corte dei Conti. Non è così che si fa autonomia. Abbiamo visto tentativi appunto di delegittimare il voto del Veneto, proprio partendo da Roma, e continueranno forse anche nell'ultima settimana, vedremo qualche tentativo, qualche buccia di banana messa rispetto appunto al referendum dei Veneti. Inquadriamo però la situazione. Dal mio punto di vista il Veneto merita maggiore autonomia. Io non sono per togliere competenze alle regioni speciali che funzionano, che usano bene i propri soldi. Io sono per avere invece delle regioni che non funzionano anche commissariate. Purtroppo la realtà italiana è diversificata, ci sono realtà che funzionano bene, che gestiscono bene le proprie deleghe e le proprie risorse, ce ne sono altre che purtroppo storicamente non riescono a fare buona amministrazione, non riescono a spendere bene i soldi pubblici, c'è spesa pubblica improduttiva che andrebbe sicuramente colpita e in qualche maniera ricondotta invece a un binario assolutamente di correttezza amministrativa. Cosa che peraltro, mi permetto di dire, non capita in Veneto. Abbiamo amministrazioni di tutti i colori che hanno un'etica amministrativa molto diversa da altre realtà italiane. In questo momento
in Veneto non c'è nessun comune in dissesto, in 2 regioni d'Italia, Campania e Sicilia messi insieme fanno 350 comuni in dissesto finanziario. Ci sarà un motivo, non è che abbiamo appunto situazioni così diverse per quanto riguarda la crisi. Per quanto riguarda la crisi, e lo vedete nei dati di questo trimestre, vedete dal Veneto dati in qualche maniera incredibili fino a qualche tempo fa e incredibili per altre realtà italiane. Io mi sono confrontato con i miei colleghi di altre regioni la scorsa settimana e quando portavo la situazione nostra, cioè aziende che stavano subendo portafogli d'ordini pieni fino al 2018, fino a oltre il 2018, mi sbarravano gli occhi e dicono: ma com'è possibile? Da loro questa cosa in questo momento non c'è. C'è in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, classica situazione. E mi permetto di dire, obiettando un attimo a quanto diceva Otello, che quello che sta avvenendo in Veneto non riguarda solo le aree urbane, riguarda come sempre i distretti produttivi, riguarda il territorio, riguarda appunto un tessuto economico che per fortuna ha saputo superare questa crisi meglio e prima di qualche altra realtà italiana. Io mi auguro che anche gli altri ci seguano. Non c'è un neocentralismo regionale, lo dimostrano le prese di posizione di ANCI e Unione Provincia del Veneto negli ultimi giorni, a parte che lo abbiamo dimostrato con atti amministrativi. Fossimo stati neocentralisti avremmo preso tutte le competenze delle province e le abbiamo portate in regione, invece stiamo pagando i dipendenti delle province, mantenendo sul territorio e all'interno delle province appunto competenze che avremmo potuto ricentralizzare, cosa che appunto invece non è avvenuta. Mi permetto un'obiezione su quanto diceva Nicolai prima. Pedemontana, noi abbiamo avuto un commissario governativo nominato da Palazzo Chigi e non dalla Regione Veneto fino al 1° gennaio di quest'anno. Quando ha visto che le cose si stavano ingarbugliando, ci hanno passato la patata. Commissario governativo nominato, se vi ricordo, dal 2009 fino appunto al 31 dicembre 2016. Giusto? Sì, però nominato da Palazzo Chigi. Nominato dal governo. Lui rispondeva al Ministero dei Lavori Pubblici, veniva chiamato in audizione alle Camere per rendicontare, Corte dei Conti Nazionale, quindi è una cosa che, ripeto, non era gestita dalla Regione Veneto. Come mi permetto di dire che il MOSE, e c'è stata una sentenza interessante proprio alla fine di settembre, noi ci siamo costituiti come regione nel processo del MOSE perché almeno un danno di immagine lo abbiamo avuto, e invece il Tribunale di Venezia ci ha estromesso come regione dal procedimento del MOSE perché testualmente voi non potete dire nulla e non c'entrate nulla, perché la legge è nazionale, legge speciale per Venezia, anche in questo caso gestita direttamente dal Ministero dei Lavori Pubblici e da Piazza Colonna a Palazzo Chigi. All'interno del comitatone del MOSE ci sono 3 persone del Veneto e 27 dei ministeri. Sicuramente chi ha sbagliato è giusto che paghi, chi è stato preso e va anche secondo me controllato anche per il prossimo futuro, però la Regione Veneto, l'ultimo parere che ha dato sul MOSE è stato nel 2004, un parere consultivo sul via nazionale. Quindi distinguiamo bene le cose, ci sono cose e situazioni che se magari erano gestite direttamente dalla Regione potevano, secondo me, funzionare anche un po' meglio, perché lo dimostriamo con tutti i parametri e tutte le cose che gestiamo direttamente come Regione. Siamo ai primi livelli di classifica, sia quelle che fa il Sole 24 Ore per quanto riguarda la qualità e quantità di servizi dati, sia parametri che incrociamo su Corte dei Conti, MEF, Ragioneria Centrale dello Stato, che mettono la Regione Veneto sempre ai primi posti in classifica. Ci sarà un motivo se le cose gestite dalla Regione funzionano e altre cose gestite dallo Stato, tipo la scuola, tipo il Buona Scuola. Sabato scorso, venerdì scorso, 1200 insegnanti chiamati in una palestra del Padovano e che venivano chiamati nominalmente, non per competenze, non per luogo o località geografica dove venivano, nominalmente in base appunto all'alfabeto e in base appunto all'alfabeto, ordine alfabetico degli istituti che avevano bisogno di insegnanti. Cioè, è una cosa che non può funzionare così.
noi abbiamo la presunzione che se avessimo questa competenza la gestiremo sicuramente un po' meglio di come sta facendo lo Stato in questo momento. La ringrazio perché erano molti argomenti, però se mi fa anche un flash sul discorso del diverso atteggiamento che abbiamo rispetto a delinquenza straniera e delinquenza locale. Allora, io penso che questo atteggiamento sia dovuto anche alla quantità dei reati compiuti da delinquenza, chiamiamola di importazione, e la appunto delinquenza autoctona. Io come consigliere regionale posso entrare nelle carceri e ogni tanto vado a fare un giro. Non basta, ho anche ben presente le percentuali, ma basta entrare nel nostro carcere e vedere la quantità di detenuti, di quelli, chiamiamoli appunto, che arrivano da fuori Italia e quelli che sono criminalità autoctona. Premetto che vanno, specialmente nella droga, secondo me va colpito in maniera dura, durissima, altro che depenalizzare chi appunto spaccia, chi produce, chi induce giovani o meno giovani a utilizzare questo tipo di sostanze, va colpito durissimo, quindi la depenalizzazione fatta nel febbraio del 2015 va assolutamente presa, gettata nel cestino e riportati certi reati a un livello di gravità per la società quali essi sono. Vanno colpiti tutti, ma purtroppo è proprio il numero di reati compiuti che dà sulla stampa un numero e uno spazio fatto appunto da chi arriva da fuori e chi invece è, ripeto, criminalità autoctona che va colpita in maniera dura, durissima, specialmente i reati di droga. La ringrazio, l'ultimo giro di domande con l'ultimo turno, e ci stiamo quasi nella mezz'ora, quindi vi ringrazio ancora. Solo una piccola annotazione da moderatore, però il discorso anche qui magari lo riprenderemo, ci sono tanti argomenti che abbiamo toccato oggi ma meriterebbero a disposizione. Il discorso della droga, posso essere d'accordo sulla quantità con tutti, posso essere d'accordo sul fatto che le carceri sono piene di extracomunitari, dovremmo esaminare chi oggi ha accesso a delle norme che consentono anche a condannati per reati ben superiori a quelli gravi di cui lei accennava, che invece proprio per norme di legge se ne escono. Io magari libererei qualche cella, magari rispedendo a casa propria, questo è il mio pensiero, chi non ha diritto di stare in Italia, e ci metterei qualche italiano che ha diritto a stare in Italia ma nel posto giusto. Lei ha invito a parlare con i ragazzi della Mobile o... Sì, ma ci parlo spesso, Ecco, e loro gli danno spaccato di reati. Ma questo da concordo con lei, io ero una battuta ma non tanto, ci sono tanti italiani purtroppo che sono condannati in primo grado per reati ben più gravi, ma appellandosi a mille leggi arrivano con prescrizione a farla franca e magari vengono nominati alla presidenza di enti. Detto questo, ma non è una polemica, è proprio non enti regionali, ma ce ne sono, se vuole le fornisco un elenco ampio. Io sono molto esperto su Vicenza, le posso dare un elenco che secondo me la fa divertire, ammesso che già non lo conosco, che visto che lei ci legge lo conosce. È un titolo di essere condannato magari in primo grado vale più che non essere soltanto indagato, fermo restando il nostro garantismo che è totale, no? Però mi faccio l'elenco di quanti quelli accusati poi vanno realmente, se colpevoli, e scontano la pena. L'ultimo giro di domanda non è una polemica con lei, è un sistema che probabilmente mi auguro che situazioni diverse vadano a modificare. L'ultimo giro parte dalla Rosa, continua con lei perché abbiamo fatto primo, secondo e terzo, e diamo la possibilità, la casuale all'astensionista di chiudere, quindi si giochi bene alle cartucce. Allora la domanda è proprio in relazione anche a quello che gli alziamo la palla, è un giovane, io mi occupavo di pallavolo nel passato. Allora, la domanda parte dalla Rosa questa volta, no, il primo dovrebbe essere, primo lei è stato, poi è stato, e quindi tocca a te adesso. Forse sì come primo, perché prima... Allora non sei l'ultimo, mi dispiace, facciamo il livello della Rosa. Allora sei fregato, mettiamola così. Allora, fino a poco tempo fa, fino a che iniziava questa campagna che ha richiesto anche del tempo perché le procedure per attivare il referendum, ci ha detto l'altra volta Giambetti, ma anche lei l'ha detto, sono state abbastanza lunghe, non è stata una, diciamo che arrivano sotto le elezioni, ma forse si poteva evitare anche questa polemica, bastava autorizzarle prima e forse sarebbe stato, questo è un fatto da ingegnere, no? Certo. Bastava autorizzarle prima e forse questo aspetto polemico ci si concentrerà più sui contenuti ma non sul perché vengono fatte, o magari diceva vengono fatte per migliorare la vita dei Veneto, per peggiorarla, e si parlava di quello. Allora, Leonardo,
Fino a qualche tempo fa si dava per scontato una sorta di plebiscito, non tanto per il sì, che penso che con diverse sfaccettature nessuno dei presenti rifiuti l'autonomia, mettiamola così, ma perché comunque si andava verso... Ultimamente ho sentito, dopo la campagna forse per l'astensionismo, dopo i dubbi, polemiche, non polemiche, la via emiliana, tutte le situazioni, le battaglie politiche che ci possono essere sottostanti anche in senso opposto, perché se c'è una volontà di andare al voto per farsi pubblicità, c'è anche una volontà delle altre parti politiche di boicottare, diciamo così, questo voto perché ci si fa pubblicità al contrario. Quindi io adesso riequilibrerei un po' da moderatore, cerco di svolgere il mio ruolo. Fino a si dava come scontato una partecipazione notevole al referendum e con una vittoria di conseguenza schiacciante del sì. L'altro giorno ho letto, ma non ho letto attentamente, quindi chiedo venia se non metto i dettagli, il presidente Zaia che diceva una cosa condivisibile, ma forse tempo fa non l'avrebbe detto: se non si raggiungerà il quorum o cosa del genere vuol dire che i veneti non vogliono, non meritano l'autonomia. Poi magari mi accenderei anch'io, mi ricordo il titolo, non ho... L'ho detto fin dall'inizio. E poi l'altro giorno Matteo Salvini che ha detto è sufficiente il 50% più uno dei partecipanti. Sembra toni perlomeno meno trionfalistici o più attenti a non scoraggiare chi vuole andare a votare, dando magari per scontata la vittoria. Questo è anche l'altro aspetto: siccome vinceremo sicuro vado a votare un altro. Questo fa il gioco degli astensionisti. Parto da una battuta: 50% più 1 è una vittoria vostra o comunque una vittoria? E poi perché nei vostri incontri spesso il suo presidente come data del referendum ricordi il 21 ottobre o il 23 ottobre, scherzosamente? Ma vedete, quando parla nel referendum il 21, il referendum il 23, cioè sto 22 si vuole scavallare, diciamo, come direbbe la Roma. Prego. Io penso che dico quello. L'argomento di chiusura, vediamo un po' la vittoria dove si pesa essenzialmente. Se si pesa, come penso io, ma questo è il mio parere, anche sulla percentuale di partecipanti al voto, al di là del sì, no, sì, ma anche, eccetera, eccetera. Tanto che io penso che, vabbè, Stefano lo dica come battuta, io non la dico proprio. No, Stefano, evito di ricordare... O per me ha giustificato questo lapsus in questo modo, no, ma sai perché forse sono contro. Scherzi a parte, beh, sicuramente io penso che tutto stia sul gioco, non tanto del sì, ovviamente, ma quanto della partecipazione al voto. Questo perché? Beh, per più motivi. Allora, sicuramente perché non so, un giro corto, così chiudiamo. Cerco di essere il più breve possibile. Si fa fatica a pesare i sì e i no, secondo me, perché? Tolto che appunto noi stessi siamo a favore di una maniera migliore di gestire l'autonomia, ma detto ciò comunque è difficile dire no a questo quesito, perché pur essendo chiaro, perché non è che non sia chiaro, è nella stessa maniera molto confuso, perché ad esempio io ammiro di più Maroni che almeno dice e ammette nel quesito che questo referendum serve a dare potere alle trattative. Adesso non so a memoria quello di Maroni, però lo dice proprio chiaramente, se vogliamo lo ripeschiamo, cosa succederà. C'è da lui, Nel Veneto no, non è che sia una menzogna chiedere voi ulteriori particolari forme di autonomia, perché risponde alla Costituzione, che il referendum lo sappiamo tutti che è legittimo e nulla ci piove su questo, però non va a dire ad esempio quali forme di autonomia. Ad esempio, tra le varie forme di autonomia possibili, tra le 22 competenze, se c'è il rapporto tipo sono stato ripreso una volta l'LMS del secondo comma, quello penso. C'è ad esempio i rapporti con l'Unione Europea, che magari non necessariamente dovrebbe, penso che debba, cioè avrei apprezzato di più se ci fossero state 22 domande al referendum, che almeno uno la capivi effettivamente i veneti che maggiori spazi di autonomia volessero avere. Vado velocemente verso la fine. Riguardo all'investimento economico del referendum, non ho fatto questo domanda, sì, cioè, si è parlato di election day, fa parte dell'argomento. Io sono anche d'accordo, spiazzo tutti, io sono d'accordo nello spendere soldi, sono d'accordo a spendere tutti gli euro possibili per la democrazia e non mi sentirete mai dire che questa è una spesa inutile, o meglio, io sono d'accordo a spendere questi soldi sempre quando si può, meglio fare election day, perché su questo sono tutti d'accordo. Però il punto è che i soldi che devono essere investiti devono essere per democrazia reale. Ecco, il problema, questa è la nostra opinione, è che questo referendum non è una reale forma di democrazia, è un po' distorta per
problemi di confusione e di comunicazione poi che vengono dalle varie parti. E su questo, e poi chiudo, le altre forze politiche cercano di screditare Zaia cercando di abbassare il quorum, perché si è detto questo. In realtà non è proprio vero, perché le altre forze politiche sono tutte schiacciate per il sì, ed è per questo che noi siamo nati, perché noi abbiamo visto, quando abbiamo iniziato a informarci sul referendum, un vuoto politico enorme, cioè non c'era nessuno che ci spiegava bene cosa stesse succedendo. Quindi riguardo a noi adesso, noi pensiamo, noi non abbiamo, cioè facciamo fatica a darci un voto, ma non perché vogliamo essere gli italiani, c'è un voto, un obiettivo, perché non perché vogliamo essere gli italiani che vincono sempre e al massimo perdono bene, no? Ma semplicemente perché noi siamo nati, cioè siamo un gruppo di 25, 30 anni, 35 anni che poi ha riscosso un po' di consenso intorno a noi e non abbiamo veramente nessuna struttura dietro, quindi io penso che anche solo essere riusciti a far parlare seriamente almeno del referendum, perché molti non volevano farlo e avevamo paura di trattare seriamente perché ci sono delle evidenti zone opache, è già stato un grande successo. Riguardo agli altri mi permetto di dare un'asticella io, che non è tanto il quorum in sé, perché secondo me se prendesse il 50+1 questo referendum sarebbe parzialmente un insuccesso, quanto secondo me questa asticella si va a vedere sul 60%. Perché il 60%? Per due motivi. Uno, perché Zaia è il governatore più amato d'Italia, onore a lui ovviamente, e qua glielo dico, non stiamo a raccontare che tutto fa schifo, cioè non sono qua a dirlo, quindi sicuramente dei meriti ce li ha e si è guadagnato con questi meriti il 60%. Ecco, se prendesse meno del 60% vuol dire che neanche chi apprezza il suo lavoro avrà partecipato alla sua battaglia campale per eccellenza. E poi, per questo 60%, perché alle ultime elezioni regionali... 60% dei votanti? 60% degli elettori. Di chi andrà a votare o degli elettori? Degli elettori. 60%. Quindi l'asticella è abbastanza alta, diciamo. L'asticella è altina, ma non è così impossibile in realtà. E oltre a questo, e poi chiudo davvero, perché nel 2015 votò il 57,16, se non sbaglio, per cento delle persone, e votarono dei partiti che tutti, meno male, sono schierati per il sì adesso e avevano l'avvio delle trattative. Se non andrà a votare il 57,16%, quindi circa il 60%, vuol dire che i partiti stessi, tutti che sono schierati per il sì, non saranno riusciti a portare a votare anche loro. Mi concedo un potere d'arbitro e poi chiederò a Ciampetti di sintetizzare, visto che si è allargato giustamente. Allora, 15 secondi di recupero per una curiosità. In base a cosa un comitato che si esprime per l'astensione può attribuire a sé tutti gli astenuti, perché c'è una tendenza, questo è un problema politico, questo è un problema grave comunque, c'è un problema di scarsa affluenza al voto comunque mi sembra che sia anzi quella una bocciatura un po' della politica, no? Se ogni volta in qualunque tipo di elezione diminuisce la percentuale di votanti, forse per come intendiamo noi la democrazia, non essendo americani in cui basta tradizionalmente poca gente a votare, ecco, come fa un comitato di astensionisti ad attribuirsi tutti i voti di quelli che non vanno a votare perché magari sono stufi di votare, mettiamo così? Guarda, no, non si può e non intenderemo farlo perché saremmo... Perché lì il rischio, abbiamo vinto tutti, abbiamo perso poco tutti, no? Sì, no, saremmo dei politichetti qualunque e non ci interessa, a noi interessa parlare seriamente delle questioni di cui si vuole parlare. È per questo che non diamo tanto un'asticella a noi, perché è impesabile il nostro peso politico. Ed è per questo che parliamo di 60%, bisogna, non so è difficile andare... Aspettiamo il 22 che si voti, lo diciamo per correttezza di uomini di cronaca, e il 23 faremo i conti magari, no? Io non so quanto potremmo valere, potremmo pesare l'1%, il 2%, il 3%, è per questo che mi permetto di dare un'asticella agli altri, perché so che se non si raggiungesse quell'asticella io non so quale sarà stato il nostro peso, ma almeno posso basarmi su qualcosa. Non ci sentirete mai dire, e qua lo dico. Sentiremo un sacco di talk show, noi non ne faremo nessun divertivo in cui tutti avranno vinto e tutti avranno più o meno. Vediamo un po' se poi vinci bene, magari oggi non abbiamo tempo di parlarne, se quei 19 punti più 3 poi arriveranno veramente alla discussione, perché poi siccome la battaglia vera si fa dopo. Questa è una battaglia, quella è la guerra, che è un termine bruttissimo, ma quello è l'obiettivo penso per tutti, no? Se andiamo a confrontarci poi su quei 19 più 3, forse poi saremo anche un po' più produttivi. E va bene scaldarsi prima per poi andare al dunque. Tocca a lei per l'ultimo intervento su questo discorso qui e poi chiude la rosa. Allora,
il quesito che è sulla scheda elettorale è quello uscito dalla Corte Costituzionale e quindi è per questo che c'è quel quesito, non è che lo ha scritto appunto qualcuno artatamente o surrettiziamente. La Regione Veneto ha anche tentato, come prevedeva la legge regionale, di trattare con il governo il quesito e come per tutte le altre richieste la risposta è stata zero, mandata una lettera a inizio del 2016 proprio per trattare il quesito da mettere sulla scheda, neanche la cortesia di dire se abbiamo ricevuto qualcosa. Erano le spese, no, ma è tutta una non risposta dal 2007 alle richieste di Action Day fatta anche l'ultima il 28 gennaio 2017, non risposta. Si poteva fare anche prima, sì, se avessimo avuto la collaborazione della prefettura Viminale, non c'è stata fino al 28 luglio di quest'anno, abbiamo dovuto organizzare una macchina elettorale nostra che sarà utile anche per le elezioni regionali del 2020. Il quorum è una richiesta che si è fatto il Consiglio regionale Veneto nel 2014. Cioè, è valido se vanno a votare il 50% nella legge regionale. Il Consiglio regionale del Veneto ha messo il quorum, a differenza della Lombardia, che però non ha fatto la legge, ha fatto altre cose, ma comunque la Lombardia ha scelto una strada, il Veneto il quorum, perché da veneti pensiamo che una trattativa avrà peso se la popolazione ci crede, se c'è il peso anche popolare della richiesta, quindi è per questo che è stato tenuto e mantenuto e messo in legge appunto il quorum. A onore del vero devo dire che Zaia fin dall'inizio ha detto che il 51,1% non basta per portare richieste pesanti, i ministeri avranno mille diciamo, argomenti per non cedere cose che adesso gestiscono loro, quindi maggiore sarà l'affluenza, più importante e più proficua sarà la trattativa, quindi è importante che si vada a votare proprio per dare possibilità di andare a Roma con alle spalle un'investitura popolare che sia importante. Non è un referendum di Zaia, non è un referendum di un partito, è un referendum trasversale, è uno strumento che i veneti hanno a disposizione, uno strumento di democrazia, come diceva Nicolai, che secondo me va utilizzato. Lo hanno detto in molti in questi giorni, da Api Industria, Confartigianato, l'Anci, l'Unione Provinciale del Veneto, i vescovi. Ormai c'è questa cosa e va utilizzata. È una cosa che è utile ed è uno strumento di democrazia che ha anche una valenza se i cittadini capiscono e comprendono l'importanza che ha questo appunto utilizzo della scheda per impegnare in maniera anche pesante la classe politica regionale ma anche la classe politica nazionale. Lo diceva la Corte Costituzionale nel 92 con una sentenza che negava il referendum che aveva chiesto il Veneto nel 92, poi l'ho richiesto nel 2000, sempre negato, e lo diceva la Corte Costituzionale che questo referendum, anche se consultivo, comunque non potrà non esercitare il suo effetto sia sul legislatore regionale che sul legislatore nazionale e sugli organi centrali dello Stato. Per questo ci negava il referendum nel 92. Nel 2014-2015 siamo stati forse più bravi a difenderlo, però ripeto, è uno strumento a disposizione dei cittadini, si è tentato per tante altre volte prima ed è una cosa che, ripeto, è sul piatto, è disponibile, sta ai veneti saperla utilizzare. Sto usando uno slogan in questi giorni: vota adesso, tasi per sempre, anche perché appunto lamentarsi poi al bar che le cose non funzionano, che la scuola non funziona, che la giustizia non funziona, ci porteremo a casa se possibile la giustizia e l'ordinamento dei giudici di pace per sgravare quello che il Tribunale ad esempio di Vicenza non riesce in questo momento a seguire per un territorio dinamico e frizzante qual è quello del Vicentino e del Veneto. Ma Vicenza non serve tante cose, anche molto importanti. Allora, ho dimenticato, le proposte sono qua, le avevamo scritte già nel 2012, sono 3 disegni di legge fatti apposta per iniziare la trattativa e i complici di Roma non ci hanno permesso di discutere in Consiglio regionale. Però sarei l'arduo compito di chiudere questo confronto, che mi sembra stato molto sereno e... Ci sono persone di buon senso, insomma. Durava una mezz'ora in più, no, è un disastro. No, ma quello della puntata, quindi... Poi la gente non vede. Prego, sì, sì. Ma volevo un attimo correggere Nicolai.
non è vero che il no, l'astensione, diciamo, poi non c'è un no, c'è un'astensione che pesa come il no in questo caso, no? Che pesa come un no. Perché entrando sul quorum è un po' come il Senato, l'astenuto vota contro sostanzialmente. È come se fosse un no alla fine, no? Il meccanismo. Di fatto sì. Non è vero che è così, tra virgolette, piccola, perché invece in realtà è abbastanza trasversale tra i partiti regionali, e non ne parliamo dei partiti nazionali, perché anche il segretario nazionale del PD ha bollato come inutile. Ma lui non ha molti referenti ultimamente, sì. ma un po' scottare. Esatto. Però, a me che non siano quelli fa è per dire che il movimento sì, è un movimento largo e trasversale che ha anche delle ragioni, certo. Assolutamente, però credo che questa sia un'occasione storica. Non voglio enfatizzarla, non voglio esagerarla, ma se perdiamo l'opportunità di dare un segnale importante come Veneti, come consapevolezza della necessità di portarci a casa una maggiore autonomia, e anche come consapevolezza di meritarci una maggiore autonomia per gestire meglio tutta una serie di servizi, perché il meccanismo costituzionale è bello perché si chiama proprio autonomia differenziata, cioè se uno ha la capacità è giusto che chieda di avere maggiori servizi, di gestire direttamente maggiori risorse, ma se uno non ce l'ha, come si dimostrano in taluni casi, è giusto togliergli certe cose. È un concetto meritocratico. È un concetto, secondo me, meritocratico, e può anche aiutare a riequilibrare quegli squilibri di cui giustamente parlava prima Nicolai, che la crisi ha fatto. Quando io dicevo sì, stiamo globalmente uscendo con tante differenze, mi riferivo allo sviluppo urbano non in particolare nel Veneto ma nel mondo, dicendo che c'è una necessità di incentivare questa cosa qua. Noi abbiamo una fascia pedemontana che ha una manifattura d'eccellenza, perché non possiamo cominciare a governare in modo diverso questa realtà che è fatta di un'area metropolitana centrale molto importante sul quadrilatero Padova, Treviso, Venezia e Vicenza, è un'area pedemontana con una manifattura di valore mondiale. Allora sono queste le cose che dobbiamo portarci a casa come possibilità di governo, come regione. Perché? Perché queste ci daranno maggiore sviluppo, ci aiuteranno a essere migliori, a essere più competitivi, restando solidali, perché il Veneto è una delle regioni più solidali d'Italia. Quando c'è un'emergenza siamo i primi che partiamo con la nostra protezione civile, gli alpini, i fanti e tutte le organizzazioni. Noi non siamo, guarda, sono assolutamente sicuro che se facessimo un referendum sulla secessione, se volessero fare un referendum sulla secessione lo perderebbero, perché il Veneto non se ne vuole andare dall'Italia. Io sono convinto che sia legato al paese, che però sia un dato oggettivo che è necessaria una maggiore autonomia. Serve a noi, serve alle imprese e serve alla popolazione. Per questo io mi sono convinto a fare questo percorso, per sostenere un sì con delle critiche, con dei ragionamenti, eccetera. E chiudo dicendo che quando c'è confusione bisogna richiamarsi alla legge. La legge regionale dice che se si fa il quorum e si vince, il giorno dopo Zaia deve presentare in Consiglio regionale l'atto con cui, se sarà quello lì, con cui chiede i poteri. E allora là si potrà discutere, si potrà tornare a discutere sui temi, sulle priorità e sugli obiettivi veri di questa legge. Lei ha concluso nella maniera in cui volevo concludere io, quindi la ringrazio perché ha richiamato il discorso dei contenuti. Io quello che vi ringrazio per aver partecipato, ma sul serio, non è un ringraziamento così di maniera. Io direi così, per quanto mi riguarda, come cittadino piuttosto che come direttore, io mi auguro che i prossimi giorni gli impegnati, intendo i tre fronti, essenzialmente a confrontarvi su quelli che sono i punti qualificanti dell'autonomia, quindi quei famosi 19+3, perché magari è lì che si può decidere con ancora più convincimento se votare sì deciso, un sì condizionato, o se dire no, non vale la pena, ci asteniamo, votiamo contro, che in effetti essendo pratici è questo il discorso. Io quindi mi auguro che tutti quelli che parteciperanno a incontri di questo tipo, magari plurivoce come questo qui, si concentrino su quei 19+3 punti che poi potrebbero cambiare la vita del Veneto e magari poi di altri di conseguenza.
L'altra cosa che mi permetto di fare è un invito a tornare qui, magari lunedì se ci riuscite, visto che lunedì è il 23, immagino sarete sommersi là, per fare un po' il punto. Io devo stare in consiglio perché si coordina la macchina elettorale, quindi per lunedì, io devo farlo per, devo farlo per lunedì che è il 23, non è il 22, che si vota il 22. Allora, alla prima occasione, da lunedì in poi, io vorrei riospitare le stesse persone, in modo da poter dire i risultati sono questi, li leggiamo in questo modo, così questo è un po' il discorso. Ecco, noi speriamo di aver dato un altro esempio di piccola democrazia, dando spazio a tutti e ognuno di noi può fare le sue convinzioni e le esprimono, questo è importante. Parlate per cortesia, il mio appello del 19 più 3 punti, che è la cosa che può interessare un po' tutti. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie.